produttori che fanno filiera ormai dal 1976. No, quello che altrove hanno fatto col parmigiano, il prosciutto crudo di Parma, eccetera, voi lo avete fatto con il pan di Taino. Insieme stoccano il grano durante la fase della raccolta, lo moliscono con 2 linee, una di grano duro e una di grano tenero, e con 4 linee che ogni giorno producono pane per circa 30.000 kg al giorno, che varcano i confini siciliani, che vanno in distribuzione per tutti la GDO nazionale. Comprare pan di Taino significa comprare il pane direttamente da chi produce il grano. La cosa bella di questo processo è che in questo modo l'agricoltore viene remunerato sul grano di più di quanto prenderebbe. L'agricoltore diventa protagonista fino a questo prodotto viene pagato al consumatore. Se oggi la Valle del Taino può pagare 84 dipendenti diretti, una cinquantina dell'indotto, e riesce a fare oltre 20 milioni di euro di fatturati, grazie alla signora che oggi è il signore che sta comprando 1 chilo, mezzo chilo, 200 grammi di pane un po' in tutta Italia, e che riesce a dare del valore a questo processo. In Sicilia normalmente quando gli agricoltori raccolgono e consegnano il prodotto dicono mi vuoi un pensiero, cioè mi sono tolto il pensiero della produzione, no? Mettersi insieme, arrivare al pane e alla pasta vuol dire mettersi il pensiero di valorizzare il grano. Non ci possiamo distrarre, secondo me, da quello che succede dopo, ma dobbiamo avere l'interesse di arrivare al consumatore finale dichiarando la nostra